È morto nella notte, troppo gravi le ferite riportate. Mario Piron, 87 anni, è deceduto dopo essere stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada in via Montà a Padova. Pochi metri ancora e sarebbe arrivato a casa in via Munzen. L'anziano stava tornando dopo la messa delle 18 che era solito frequentare quotidianamente. Mario Piron era il papà dell'ex assessore alla scuola dell'amministrazione Zanonato, Claudio Piron, che lo ricorda con parole di grande affetto e riconoscenza. Un uomo mite, umile, discreto, nascosto, ma che continuava a seminare, e quindi resterà un vuoto enorme. Era tutto per gli altri, insomma, per mia mamma, l'ho assistita a 5 anni in un calvario incredibile e non ha mai ceduto di una virgola. Mario Piron era la colonna portante della sua famiglia ed era molto conosciuto nella parrocchia di Sant'Ignazio di Montà, dove era animatore liturgico e componente del coro. Ieri sera, dopo la messa, stava portando a mano la bici lungo le strisce pedonali, poi l'urto violento con l'auto che arrivava da Padova. Il boato improvviso è stato udito da molti negozianti che si affacciano su via Montà e che sono stati testimoni del dramma. Quando sono uscito ho sentito il botto e in pratica era già sotto la macchina. Ho visto quando era già successo l'incidente, perché sarà successo 10 minuti prima che arrivassi, era già per terra. Però ho cercato di capire anch'io la dinamica. Ma qua corrono le macchine. Sì, corrono abbastanza forte, a dire. Secondo me sì, corrono. Non è più pericolosa di altre strade, la ciclabile è interrotta purtroppo dal cantiere, questo sì, è un pericolo. A terra ancora i segni dell'impatto violento. Il conducente dell'auto ha chiamato i soccorsi, ma le condizioni dell'anziano sono parse fin da subito disperate. Alla guida della Peugeot un uomo di 57 anni residente a Villafranca Padovana. La polizia locale sta aspettando gli esiti degli esami effettuati in ospedale per appurare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'impatto. Rischia di essere indagato per omicidio stradale.